Noi cerchiamo di essere sempre presenti perché consideriamo lo sport un veicolo per trasmettere i valori veri. Lo sport non deve essere vittoria o sconfitta, ma deve essere molto molto di più. E i nostri campi devono essere per tutti, per i bravi, per i meno bravi, per chi ha problemi e per chi non ha problemi. Noi non dobbiamo avere paura del campione, come non dobbiamo aver paura di affrontare situazioni problematiche, anzi dobbiamo aiutare tutti. Questo è proprio un progetto inclusivo che a noi, dopo la proposta del dottor Mara, è piaciuto immediatamente, ci siamo buttati a capofitto, come peraltro, insomma, con orgoglio lo diciamo, noi siamo sempre presenti perché l'attività di quarta categoria, dei disabili, dei carceri, la violenza sulle donne. Calcio, sport è anche questo, fare rete, fare squadra. Una cosa molto importante è che quest'anno, proprio per celebrare la Giornata Mondiale del Diabete, siamo riusciti a realizzare, grazie alla collaborazione con la Federazione Italiana Gioco Calcio, Lega Nazionale Dilettanti, Comitato Regionale Veneto, che ci ha consentito di essere così capillari in questo tipo di iniziative, in questo messaggio che vogliamo passare a tutti quanti, proprio per fare sensibilizzazione nei confronti del diabete di tipo 1. Ricordo un diabete autoimmune che non è determinato da errati stili di vita o cose alimentari non fatte in maniera corretta, ma è determinato purtroppo appunto da un sistema autoimmunitario che ha portato a questo tipo di patologia. E quindi attraverso appunto la Lega Nazionale Dilettanti siamo riusciti a raggiungere il maggior numero di persone possibile per portare questo messaggio, perché anche i bambini purtroppo possono ammalarsi di diabete. Ed è importante anche in questa sede fare quello che è il messaggio più importante per una diagnosi precoce di diabete: ricordare che quando i vostri bambini dovessero cominciare a fare molta pipì e cominciare a bere molto, potrebbero avere i sintomi di un esordio di diabete. Quindi sensibilizzare e informare la popolazione su questa patologia, che purtroppo è una patologia in continuo aumento. Nel Veneto circa un bambino su 700 è afflitto da questa patologia, e quindi una delle patologie maggiormente frequenti in ambito sanitario che riguarda l'età evolutiva, è molto importante per noi. E quindi ringrazio ancora questa collaborazione con la Federazione Italiana Gioco Calcio Lega Nazionale Dilettanti, che ci ha consentito di essere così presenti sul territorio in questo momento, durante il quale proprio in novembre viene celebrata la Giornata Mondiale del Diabete a livello internazionale. Sono la mamma di Fabio, in realtà di Fabio e Zeno, entrambi diabetici, però il progetto nasce da una grande passione di Fabio per il calcio, e quindi l'idea di far giocare per la Giornata Mondiale del Diabete la squadra di mio figlio con una fascia, appunto per ricordare la Giornata Mondiale. Da questo progetto, sentendo la consigliera regionale Ilaria Bazzerla, che a sua volta ha coinvolto il dottor Ruzza, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, questo progetto si è esteso non solo alla squadra di mio figlio, bensì a tutte le realtà della regione Veneto, e quindi insomma diciamo che il progetto è andato oltre ogni aspettativa. Sicuramente i ragazzi che soffrono di diabete hanno bisogno di maggior controllo sia in ambito alimentare, poi devono assumere insulina per forza, perché è l'unica terapia che gli consenta di vivere. Per cui sicuramente hanno delle difficoltà maggiori rispetto ai loro compagni di squadra. Diciamo però che tutto questo porta anche delle grandissime opportunità, perché tutto quello che abbiamo realizzato con questo progetto, sicuramente se non avesse avuto il diabete non l'avremmo mai fatto. Per cui sì, tanta fatica ma tante soddisfazioni.